Signore, vogliamo ringraziarti, oh Padre, per l'onore e il privilegio che tu ci doni ancora in questa sera di poter innalzare il tuo nome, Signore. Ancora in questo momento, Padre, applicando il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. E a te, oh Padre, vogliamo dare tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. Alleluia. Il traguardo vedo già, ci saranno prove ma la vittoria arriverà, l'amore tuo canterò, quando vedo Gerico, le sue mura intorno a me, quanti dubbi nel mio cuore, l'amore tuo canterò, per sempre ti loderò. Il gigante cadrà, il monte va giù, le catene Gesù, hai spezzato tu le bugie, le paure, non ci sono più, non niente impossibile per te. Oh, 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 con te. Oh, 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 nella lotta spererò, nella guerra non cadrò, ogni ombra svanirà, l'amore tuo canterò, per sempre ti loderò. Il gigante cadrà, il monte va giù, le catene Gesù, hai spezzato tu le bugie, le paure, non ci sono più, non niente impossibile per te. Oh, 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 con te. Oh, 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 oh. Alleluia. Sì, Signore, a te la lode, a te la gloria, a te l'onore, Signore. Grande è in mezzo il tuo meraviglioso nome, Signore. Ancora in questo momento, Signore, vogliamo innalzare te, lodare solo il tuo meraviglioso nome. Signore, siamo qui per lodarti, siamo qui per ringraziarti, siamo qui per innalzare il tuo santo e meraviglioso nome, Signore. Tu sei degno di essere innalzato, lodato. È bello celebrare l'Eterno e cantare le lodi al tuo nome, o Altissimo, proclamare al mattino la tua benignità e la tua fedeltà ogni notte, sull'arpa a 10 corde e sull'ira, con la melodia della cetra, poiché tu mi hai rallegrato con ciò che hai fatto. Io grido di gioia per le opere delle tue mani. Signore, vogliamo gridare di gioia perché noi siamo l'opera delle tue mani. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. Innalziamo il Re dei Re, il Signore dei Signori. Alleluia. Io posso danzare in libertà, perché sono suo figlio, sono suo figlio. Io posso danzare in libertà, perché sono amato, io sono amato. Io posso danzare in libertà, perché sono suo figlio, sono suo figlio. Io posso danzare in libertà,
libertà, perché sono amato, io sono amato, posso sentire la gioia, posso sentire l'unzione, c'è libertà e guarigione, vogliamo danzare, posso sentire la gioia, posso sentire l'unzione, c'è libertà e guarigione, dillo, vogliamo danzare, Dichiaralo. c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa, Dillo. c'è libertà a danzare, c'è libertà nella casa, c'è libertà, Dillo. a danzare, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Grida. Dillo. Io vivo. Io vivo, io vivo in libertà, Io vivo. io vivo, Io io vivo. vivo, Io io vivo. vivo in libertà, c'è libertà nella casa di Dio, Dillo. c'è libertà, C'è libertà nella sua di casa. Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Io vivo. Io vivo, io vivo, Dichiaralo. io vivo in libertà, Io vivo. io vivo, Io io vivo. vivo, io vivo in libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Alleluia. Sì, Signore, io vivo perché tu mi hai reso libero, Signore, e voglio vivere in quella libertà che tu mi hai dato, Signore. E con quella libertà, oh Padre, in questo momento io voglio entrare nella tua presenza e voglio adorarti, Signore. Voglio espandere il mio cuore, Signore, davanti alla tua presenza, perché è scritto che tu cerchi veri adoratori, Signore, che ti sappiano adorare in spirito e verità. E questa sera, Signore, vogliamo adorarti
e che questa adorazione, Padre, possa salire davanti al tuo trono di grazia, possa entrare, Padre, in quelle narici sante, affinché io, Padre, possa essere gradito alla tua presenza. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoriamolo, adoriamo la sua presenza, alleluia. Adoriamo tutto di te, Signore. Tu sei tutto per noi, Signore, e noi vogliamo adorarti in questa sera. Alleluia. La sola cosa che è di più prezioso è un vaso d'alabastro, lo rompo ai piedi tuoi. Tu vali molto più dell'olio mio, Gesù, e i desideri miei la gioia trovo in te. Spando il mio cuore davanti al Re, che il suo sangue versò per me. Eccomi, Signore, io mi offro a te. Prendimi, ti do ogni parte del mio cuore, Gesù, Gesù, ogni parte del mio cuore. Santo Offri tutto il tuo cuore al Signore. Alleluia. Egli cerca il tuo cuore questa sera. Alleluia. La vita è quella che è di più prezioso, la metto ai piedi tuoi, tu meriti di più, c'è poca forza in me, tu sai i giorni miei, ma li vivrò per te, ma Gesù. li vivrò per te, Gesù, che ti desti per me. Spando il mio cuore davanti al Re, che il suo sangue versò per me. Dillo. Eccomi,
ogni parte del mio cuore. Eccomi, Signor, io mi offro a te, prendimi, ti do ogni parte del mio cuore, Gesù, Gesù, ogni parte del mio cuore. Alleluia. C'è una cosa che Dio non potrà mai avere se tu non glielo doni, ed è il tuo cuore. Il tuo cuore. In Apocalisse è scritto: Lui è alla porta e bussa. Se tu apri, Lui entrerà e cenerà con te. Questa sera abbiamo l'opportunità di offrire tutto il nostro cuore al Signore. Egli non ti sta cercando nulla, ma vuole il tuo cuore. Offrilo al Signore interamente. Ne possiamo trovare soltanto benefici. Io celebrerò il nome di Dio con un canto e lo magnificherò con la lode, e ciò sarà gradito all'Eterno più di un bue o di un torello che abbia corna ed unghie. Egli gradisce la tua adorazione. Adoralo, semplicemente adoralo. E mentre lo adori, il Signore entrerà nel tuo cuore e sanerà quella ferita che l'occhio dell'uomo non vede, ma il Signore vede ogni cosa. Adoriamo il Signore insieme, amen. Alleluia. Ti adoriamo, Signore. Questo è ciò che voglio, lodare te con tutto il mio cuore, ti adorerò. Quello che c'è in me, dillo, ti lodio Dio, Ti lodi, oh Dio, quello che adoro sei solo tu, solo tu Gesù. Io ti dono il mio cuore e l'anima mia, per te solo vivrò, la mia luce sei tu, ogni giorno accanto a me. Cammini mio Signore, io ti dono il mio cuore e l'anima mia, per te solo vivrò, la mia luce sei tu, ogni giorno accanto a me. Cammini mio Signore,
per te solo vivrò, la mia luce sei tu, ogni giorno accanto a me. Dillo, cammini. Cammini, mio Signore, Dillo. io ti dono il mio cuore E l'anima mia, Gesù. e l'anima mia. Per te solo vivrò, Per te solo vivrò, la mia luce sei tu. Cammini, mio Signore, Cammini. mio Signore, cammini, mio Signore, Ogni giorno. Dillo. cammini, mio Non Signore, sentirti solo, dillo ogni giorno. cammini, mio Signore, Ogni giorno. cammini, mio Signore. Alleluia. Gesù disse: io me ne vado al Padre, ma non vi lascio orfani, vi mando un altro consolatore ed egli vi parlerà di me, egli sarà sempre con voi. Fratello mio, sorella mia, non siamo soli, non sei solo, non sei sola. Lo Spirito Santo è con te, egli è sempre con te, egli non ci lascia e non ci abbandona, egli cammina con noi, egli ci guida ogni giorno. Alleluia. Grazie Signore, grazie Gesù. Alleluia per il tuo immenso amore, Signore. E ancora in questo momento, Padre, vogliamo mettere davanti al trono queste richieste di preghiera, sapendo per certo e sicuro, Signore, che il tuo braccio è disteso e il tuo orecchio è attento, Signore. Vogliamo pregarti ancora per Gabriele, Naomi, Laura, Katia. Signore, ti preghiamo, stendi la mano e che ci sia guarigione completa nel nome di Gesù Cristo. Ancora vogliamo pregarti per il pastore Margherita. Signore, stendi la tua mano, una fresca unzione sulle loro vite. Ancora vogliamo pregarti, Signore, per tutti coloro che si sono allontanati, raffreddati. Signore, ti preghiamo, riportali a te con corde d'amore, Signore. E ancora vogliamo pregarti, Signore, per la tua Chiesa sparsa sui quattro canti della terra, che ci sia unità, Signore. Unità tra le chiese, Signore, quell'unità, oh Padre, che ci permette di vedere, Signore, il tuo braccio all'opera, la tua gloria manifestarsi, Signore. E ancora, Signore Dio, le carceri, gli orfanotrofi, le case famiglie, quel luogo dove c'è tristezza, desolazione e afflizione. Signore, ti preghiamo, stendi la tua mano, intervieni con potenza e gloria. Ancora Camillo, Andrea, Vittorio, Lello, Raffaele, Patrizia, Michele. Oh Signore, quanti, Signore, ancora stanno gridando a te, Signore. Ti preghiamo, Padre, come è scritto nella tua parola, che per le tue lividure, Signore, siamo stati guariti. Proclamiamo e dichiariamo, Signore, guarigione sugli ammalati del tuo popolo, Signore, e riceviamo, Signore, nel nome di Gesù Cristo, Padre. Ti preghiamo, Signore, la riunione nel palmo della tua mano santa. Abbiamo bisogno della tua parola ancora in questa sera. Abbiamo bisogno del tuo consiglio, Signore. Cuori, come è scritto nella tua parola, come può un giovane rendere la sua via pura custodendola con la tua parola? Signore, parla, il tuo popolo ti ascolta. E a te ancora in questo momento, Signore, diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. A te la gloria, Gesù. Amen. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Alleluia. Se non c'è nessuno, possiamo anche prepararci per l'offerta. Prendiamo l'offerta. Amen. Ok, prendiamo l'offerta.
Alleluia. Padre d'amore, ancora in questo momento vogliamo dare a te questa offerta, oh Padre, che diamo con tutto il nostro cuore, Signore. Vogliamo dare, oh Padre, per l'avanzamento del tuo regno. Benedici, Signore, il tuo popolo, la tua eredità ancora in questo momento. Prenditi cura, oh Padre, di chi è nel bisogno. E a te diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alzerò i miei occhi verso i monti, da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, creatore del cielo e la terra. Lui non dormirà, è Lui che mi protegge, Lui sempre mi difenderà, non si stancherà, è Lui che mi protegge di giorno e di notte, ieri, oggi e per sempre. Amen. Farò così come Davide, io riderò del gigante che viene contro me. La mia lode e la mia arma, alzo le mani e lui vince per me ogni battaglia. Ciò che scrisse Davide in questo salmo, io ora lo prendo e lo rendo il mio canto. Mentre lo lodo, dillo, mentre lo lodo. Lui mi dà la vittoria, mentre lo lodo, lui mi dà la vittoria. Non è per la mia forza che vincerò, ma per il suo spirito che ha potere. Mentre lo lodo, lui mi dà la vittoria, mentre lo lodo, lui mi dà la vittoria. Non è per la mia forza che vincerò, Dillo, ma per il suo spirito che ha potere. farò così Come Davide, io riderò del gigante che viene contro me. La mia lode e la mia arma, alzo le mani e lui vince per me ogni battaglia. Ciò che scrisse Davide in questo salmo, io ora lo prendo e lo rendo il mio canto. Ciò che scrisse Davide in questo salmo, io ora lo prendo e lo rendo il mio canto. Amen. Alleluia. Mentre lo lodi, il Signore ti guida alla vittoria. Amen. Alleluia. Grazie per ogni vittoria, Signore. Vogliamo ascoltare anche ciò che ti ha messo nel cuore del suo servo. Alleluia. Dio parlerà al suo popolo. Amen. Alleluia. Pace a voi qui che siete presenti e pace a quanti ci seguono da casa. Il mio fratello e conservo Lello già vi parlava dello spirito, che noi non siamo soli. Io in questa sera voglio parlarvi di questo. Voglio parlarvi dello Spirito Santo, che molte volte noi pensiamo di essere soli, e come il Signore è andato via, quindi ci è rimasti un po' soli a lottare, a vivere contro tutte le difficoltà che incontriamo e soprattutto contro il nostro nemico, ma non è così. Quindi in questa sera il Signore vuole parlare al nostro cuore, forse per dare una rispolverata intorno a ciò che è, ma chi è soprattutto lo Spirito Santo. Vogliamo prendere insieme, fratelli cari, da Giovanni capitolo 14, leggiamo proprio la promessa del Consolatore che il Signore fa ai suoi discepoli. Quindi Giovanni del capitolo 14, leggeremo dal versetto 15 al 31. Sì, abbiamo preso. Vogliamo anche pregare insieme. Caro Padre, ancora in questa sera veramente onorati, Signore, di essere qui nella tua casa, Signore, essere onorati alla tua presenza e essere onorati di poter meditare, Signore, questa meravigliosa parola, papà. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore, Signore, e ti preghiamo come sempre, Signore, che sia la guida e l'unzione del tuo Spirito sulle nostre vite, affinché noi possiamo comprendere pienamente questa parola, Signore, che tu hai dato a noi in questa sera.
Io ti ringrazio con tutto il cuore, insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, lo facciamo in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Leggiamo insieme allora, fratelli cari, dal versetto 15, dice così questa parola: a Dio tutta la gloria, se mi amate e osservate i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo, il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, poiché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e che voi siete in me ed io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda l'Iscariota gli disse: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio l'amerà, e noi verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, le parole che udite non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre ero con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Avete udito che vi ho detto: io me ne vado e tornerò a voi. Se voi mi amaste vi rallegrereste, perché ho detto: io vado al Padre, poiché il Padre mio è più grande di me. E ora ve l'ho detto prima che avvenga, affinché quando avverrà crediate. Non parlerò più molto con voi, perché viene il principe di questo mondo e non ha nulla in me. Ma questo accade affinché il mondo conosca che io amo il Padre e che faccio come il Padre mi ha comandato. Alzatevi e andiamo via di qui. Fin qui al momento la parola di Dio, una parola meravigliosa che tocca il nostro cuore. In questa parola meravigliosa, vedete fratelli cari, dice il Signore: noi verremo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Io in questa sera voglio parlarvi proprio dello Spirito Santo. Già era stato annunciato, sempre sotto la guida dello Spirito dal mio fratello Lello, perché forse in questo tempo si ha poca dimestichezza di chi è lo Spirito Santo. Ci sono varie dottrine intorno a questo, ma molti a noi ci affibbiano di essere la religione dello Spirito. Però ci sono anche, come posso dire, molti vedono in questa, proprio parlando dello Spirito Santo, quindi dello Spirito, qualcosa che si oppone alla materia, qualcosa di invisibile che si oppone al visibile. Quindi diventa difficoltoso a volte parlare dello Spirito Santo, perché non si riesce a capire, a comprendere effettivamente che cos'è o chi è lo Spirito Santo. Qualcuno pensa che sia una forza attiva, qualcun altro dice è qualcosa di invisibile che noi riusciamo a comprendere. Noi dobbiamo capire, fratelli cari, e comprendere attraverso la parola di Dio chi è lo Spirito Santo. Qualcuno pensa che sia solo un'esperienza dove dice la parola di Dio: 120 persone erano radunate sull'alto solaio e hanno avuto questa esperienza particolare. Qualcuno pensa che sia un'esperienza relegata solo ad un tempo. Fratelli cari, quello è un inizio di quello che Dio aveva promesso in Gioele e in altri passaggi della parola di Dio, ma che quello spirito certo è iniziato a spandersi, diciamo, su quanti l'avrebbero invocato, e quindi anche una promessa da parte di Dio, ma che quello spirito non si fosse mai fermato. E ancora oggi io penso che se noi siamo qui perché lo Spirito dell'Eterno ha fatto un'opera nella nostra vita. Ma chi è? Ma che cosa fa lo Spirito, fratelli cari? Vedete, anche i discepoli operavano, il Signore li mandava, li ha mandati. A volte ne ha mandato i primi 12, è scritto in Luca capitolo 9 dei primi 6 versetti, ma poi ritroviamo che oltre a mandare i 12 il Signore ha mandato anche i 70. Vi ricordate? È scritto anche questo passo in Luca 10 dal versetto dal 17 al 20, chi vuole andare a vedere
più diciamo da vicino questa esperienza particolare. E quindi i discepoli, fratelli cari, il Signore li ha mandati, loro hanno visto delle cose straordinarie, perché il Signore li ha mandati, li ha delegati, gli ha dato una delega. È come qualcuno che dà una delega a noi, dice io ti delego di fare questa cosa, tu la fai, però finisce lì. Ma noi dobbiamo comprendere, fratelli cari, che anche i discepoli, pur avendo ricevuto questa delega, avendo visto cose meravigliose, particolari, difatti quando tornano dal Signore da queste esperienze, loro si rallegravano perché loro dicevano noi abbiamo visto segni, miracoli e prodigi, vedere anche il nemico cadere, diciamo come una folgore. Loro pregavano, fratelli cari, e le cose avvenivano. Gli ammalati venivano guariti, diciamo gli indemoniati venivano liberati. E quindi per loro era un'esperienza, come posso dire, fuori dal normale, ed è anche giusto. Ma erano i discepoli, fratelli cari, a fare tutto questo. Erano loro, con le loro capacità. Il Signore li aveva mandati, li aveva delegati, aveva soffiato su di loro. Quindi loro operavano, avevano qualcosa nella loro vita, ma non sapevano che cosa avessero. Tante volte noi non sappiamo, pensiamo che quando avvengono delle cose nella nostra vita è farina del nostro sacco. Forse abbiamo fatto nulla, fratelli cari. I discepoli non avevano capito. Difatti il Signore li dovette riprendere un attimo e dice: è vero tutto quello che mi state raccontando, ma la cosa importante è che il vostro nome è scritto nei cieli. Questo è importante, perché tutto questo finirà. Ma noi dobbiamo capire, fratelli cari, come abbiamo letto e come ci è stato detto nella presidenza, che noi non siamo soli. Io e te non siamo soli. Noi non siamo soli. A volte di fronte alle difficoltà che ci vengono contro, noi pensiamo di poter come posso dire, controbattere o risolvere le difficoltà o vincere il nemico che si presenta sotto vari aspetti nella nostra vita con la nostra intelligenza, la nostra bravura o le nostre strategie. Fratelli cari, se noi stiamo parlando dello Spirito Santo e dobbiamo capire chi è, lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità, è una persona, proprio come me e te, che ascolta, che parla, che si rattrista, ti riprende, ti corregge. È proprio una persona, fratelli cari. È un fratelli cari. Noi non lo sapevamo nemmeno, ma lo Spirito Santo ha cominciato a lavorare nel nostro cuore, nella nostra vita. E ha cominciato a compungerci. Noi che pensavamo di essere delle brave persone. Io pure pensavo di essere una brava persona, ero un cattolico fervente, fratelli cari. Voi pensate così. Io tutte le domeniche andavo a chiesa, alla Basilica di Pompei, e facevo anche il segno della croce. Pensate così. Io ero un cattolico praticante, non così, Qualcuno dice sono un cattolico, io ero praticante. Però mi sono accorto che lo Spirito Santo, quando abbiamo cominciato a investigare le scritture, quando qualcuno mi ha parlato di Gesù e ho cominciato a leggere la Bibbia, io non me ne sono nemmeno accorto. Lo Spirito Santo mi ha preso quasi per mano, ma penso tutti noi, io dico la mia esperienza perché sto parlando io, ma penso che ognuno di noi, lo Spirito Santo, ci ha fatto fare un percorso che man mano che noi camminavamo e ci guardavamo indietro, abbiamo visto che abbiamo lasciato in questo percorso tante cose. E questo Spirito Santo pian piano ha cominciato a parlare al nostro cuore. Ci ha fatto capire che effettivamente, come io pensavo prima, non ero una brava persona, perché ero un buon marito, un buon padre, un buon lavoratore, era anche un buon religioso. Non mancava nulla, ma perché cambiare? Ero una brava persona prima. Perché, fratelli cari? Perché lo Spirito Santo, dice la parola di Dio, che ha cominciato a compungerci. Quel peccato che noi pensavamo, perché anche quello è un peccato, pensavamo di essere bravi e buoni, permettetevi anche belli, no? Noi pensavamo di essere così, ma lo Spirito Santo, quando ha cominciato a lavorare, ci ha fatto capire che non eravamo né bravi, né buoni, nemmeno belli. Perché quello che ci fa belli è questa parola, fratelli cari. Mentre il peccato ci abbruttisce e ci denuda, la parola di Dio ci abbellisce, senza metterci, il fardo, il rossetto e tante altre cose, perché la parola di Dio ti ringiovanisce dentro.
Allora questo Spirito Santo, che noi non sapevamo nemmeno che esistesse, ha cominciato a fare un lavoro nella nostra vita. Ha cominciato a parlare al nostro cuore, a farci comprendere che noi non siamo e non eravamo delle brave persone, ma che noi avevamo bisogno del Signore e di conoscere questo Signore meraviglioso. Così, fratelli cari, la parola di Dio dice proprio questo. In questa sera ci sta dicendo proprio questo. Ci ha compunti, siamo qui, abbiamo fatto un percorso. E allora perché, dice nella parola di Dio, abbiamo letto tutta la promessa del Consolatore, il Signore dice: io me ne darò a Padre, ma non vi rimarrò solo, è una promessa, noi verremo, abiteremo, dimoreremo. Ma è scritto nella parola di Dio che il Signore, noi l'abbiamo ascoltato anche ieri, nella predicazione fatta dal fratello Lello ieri a Casandrino, che ad un certo punto i discepoli, fratelli cari, dopo aver vissuto 3 anni e mezzo col Signore, avendo visto cose meravigliose e straordinarie, ad un certo punto ognuno è tornato sulla vecchia via. Ma perché accade questo, fratelli cari? Perché il Signore gli disse una parola, gli disse: guarda, io me ne andrò, gli ha fatto la promessa, gli ha presentato il Consolatore, uno come lui, fratelli cari, il Consolatore, uno come Gesù. Solamente che in quel tempo il Signore lo vedevano fisicamente, ma lo Spirito Santo è qualcosa che tu non vedi, ma che vuole dimorare nella tua vita. Ora dice la parola di Dio, il Signore gli disse, prima di andarsene: io me ne andrò, ma voi andate a Gerusalemme affinché questa promessa dello Spirito possa scendere sulle vostre vite. Era importante, fratelli cari, che quello Spirito che aveva accompagnato i discepoli in quelle missioni, una volta i 12 e poi 70, il Signore voleva che quello Spirito Santo, lo Spirito dell'Eterno, potesse dimorare, entrare nella vita dei suoi discepoli per cambiarla. Allora ne vediamo negli Atti capitolo 2, dove questi discepoli capiscono che effettivamente si sono disorientati, ma capiscono e comprendono che devono ascoltare quello che ha detto Gesù, di andare a Gerusalemme, radunarsi, pregare affinché questo Spirito dell'Eterno, questo fuoco, queste fiamme di fuoco potessero entrare in ciascuno di loro. E questo deve accadere, fratelli cari, anche nella nostra vita. Io non posso più vivere la mia vita a un'esperienza estatica vissuta forse quanti anni fa, e mi ricordo sempre di quello, che il Signore un giorno mi ha visitato, mi ha battezzato col suo Spirito. Io non posso vivere di ricordi, io devo vivere questa comunione, fratelli cari. Ma perché c'è bisogno di questo? Allora abbiamo detto e capite che lo Spirito è una persona, che io ci posso parlare, posso ascoltare quello che Lui mi dice. Quando, io non so se vi succede anche a voi, ma quando il Signore poi ha toccato la mia e anche la vostra vita, io penso che una parola sconcia dalla nostra bocca non esca più. Io non riesco nemmeno più a dire, sono anni, lo dico adesso, ma sono anni che non lo dico più. È una parola molto semplice, che non riesco più a dirle. Nemmeno scemo di una persona, non ci riesco più. Perché è qualcosa che lo Spirito mi riprende. Mi fa capire che anche questa piccola parolina così, detta così, è qualcosa di grave. Ma perché, fratelli cari? Perché lo Spirito Santo dentro di noi, quando noi ci comportiamo, agiamo, parliamo in modo sconcio, lo Spirito Santo ti riprende, ti tira per la giacca, se ce l'hai, o la maglietta o qualsiasi altra cosa, e ti dice: guarda, ti fa capire, dice: guarda che questa cosa non va bene, questa tua azione, questa tua parola non va bene. Ma oltre a tutto questo, fratelli cari, noi dobbiamo comprendere che lo Spirito Santo nella nostra vita cosa vuole fare? Ci vuole cambiare. Se il mio fratello adesso scende nelle acque battesimali, perché lo Spirito Santo ha fatto un'opera nella sua vita, gli ha spezzato i legami, l'ha liberato da tutto ciò che vi... Ma io parlo di lui perché adesso domenica farà il battesimo. Io penso che ognuno di noi abbia avuto dei legami, anche io, pur pensando di essere una brava persona. Perché quando arriva lo Spirito Santo, fratelli cari, nella vita delle persone entra dentro, e se noi gli permettiamo che possa entrare dentro, ci viene a liberare. Noi diciamo sempre: dov'è lo Spirito vi è libertà. È una grande verità. Ma lo Spirito non così, aleatorio. Lo Spirito dentro di me, dentro, mi porterà libertà.
spezzerà i legami, i lacci. Non mi fa più essere schiavo del peccato, perché è lo Spirito dentro di me. Non sono io bravo, non sei stato tu bravo, ma è lo Spirito che noi abbiamo permesso di entrare e ha fatto un'opera di pulizia nella nostra vita. E certo che c'era libertà, anche a me ha dato la libertà, perché pensavo di essere un religioso bravo cristiano, ma mi accorgevo che facevo al contrario, l'opposto di quello che dice la parola di Dio. Ma questo non è stata bravura mia o tua, è lo Spirito, fratelli cari, che fa questo. E lo Spirito, fratelli cari, ci fa delle cose che noi dobbiamo comprendere in questa sera. Ci fa passare dall'inconscio al conscio, cioè io devo capire che se faccio delle cose inconsciamente, lo Spirito Santo mi riprende e mi fa dire, come io dicevo prima, guarda che questa tua cosa, forse fatta anche in modo inconscio, ti fa capire che quella cosa non va fatta più. Cioè lo Spirito Santo, fratelli cari, vuole fare un'opera nella nostra vita, perché lo Spirito Santo è una persona che sta nella mia vita, sta con me. E fratelli cari, noi abbiamo visto ciò che ha fatto lo Spirito Santo in degli uomini come Pietro o altri, ma noi possiamo dei testimoni veraci, perché lo Spirito del Signore non si è fermato, grazie a Dio, e continua a fare un'opera. Continua a compungere, continua a toccare i cuori delle persone. Ma, come dicevo prima, quando i discepoli sono stati mandati dal Signore, era una cosa temporanea, il Signore li mandava, loro andavano, poi tornavano, ma la loro vita pensa che rimanesse sempre così. Lo abbiamo visto anche a volte quando il papà di quel ragazzo ha chiesto preghiera ai discepoli che liberasse suo figlio, e loro non ci sono riusciti, fratelli cari. Ma il Signore voleva che non fosse una cosa temporanea. Il Signore vuole da noi, fratelli cari, che la mia vita e la tua vita non viva dei tempi, degli step. Oggi vivo forse sulle nuvole spiritualmente parlando e domani sto per terra, come se io non avessi avuto niente. Lo Spirito Santo, fratelli cari, è permanente, deve rimanere permanente nella mia vita e deve fare un'opera permanente, non una volta sì e una volta no. Se lo Spirito è dentro di me, la mia vita sarà sempre una vita lineare, servendo il Signore, facendo la sua volontà, odiando il peccato, combattendo il nemico, non una volta sì e una volta no. Allora, fratelli cari, in questa sera il Signore ci sta riprendendo a dire: ma tu pensi di essere solo, sei scoraggiato, sei scoraggiata e pensi di affrontare tutto questo con la tua forza. Fratelli cari, noi non andiamo da nessuna parte. Io devo prendere coscienza in questa sera che lo Spirito di Dio, Dio stesso, perché dice la parola verremo, quindi il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vengono a dimorare, ad abitare nel mio e nel tuo cuore. E se fino a questo tempo tu non gli hai dato questa permissività, come si diceva prima, il Signore vuole solo il tuo cuore, dove poter entrare, fare del tuo cuore, del mio cuore, la sua abitazione. Allora non ci sarà più ciò che è temporaneo, come facevano i discepoli. I discepoli dovevano imparare che non era temporaneo i tempi di andare e poi ritornare a rifare le cose di prima. No, fratelli cari, noi non possiamo fare le cose di prima. Io non posso fare una volta sì e una volta no, fare la volontà di Dio. Se lo Spirito è dentro di me, lo Spirito mi guiderà sempre a fare la volontà di Dio. Se lo Spirito dimora dentro di me, ha preso casa dentro il mio cuore, nella mia vita, io non posso vivere una vita altalenante. Una volta sì, una volta no, una volta vado in chiesa, una volta non ci vado. Una volta dico una buona parola, un'altra volta forse ne dico 10.000 sconce. Fratelli cari, non è questo. Noi dobbiamo permettere che lo Spirito Santo, come i 120 sull'alto solaio, capirono che avevano bisogno che qualcosa di esterno, perché dice la parola di Dio, chi conosce quel passaggio, lingue di fuoco si posarono su ciascuno di loro, singolarmente, fratelli cari. Lo Spirito Santo entrò dentro di loro, non era più con loro, appresso a loro, ma entrò dentro. Allora noi, fratelli cari, vediamo ciò che è accaduto nella vita di questi discepoli. Se noi abbiamo visto il Pietro o gli altri discepoli che andavano per deleghe e poi facevano le cose prima,
Noi vediamo il Pietro dopo, fratelli cari, o i discepoli dopo, ciò che è avvenuto nella loro vita. Vi ricordate, fratelli cari, quando stavano salendo al Tempio Pietro e Giovanni? Non è che il Signore se n'era andato, fratelli cari, ma loro avevano ricevuto la pienezza, la potenza, l'unzione dello Spirito. E quando si stavano recando al Tempio per andare a pregare, fratelli cari, perché non è che avevano abbandonato certe usanze buone, andavano a pregare al Tempio. Dice la parola che salivano più di una volta al Tempio e durante questa andata verso il Tempio trovano uno zoppo lì, mendicante, e non hanno ricevuto la delega di Gesù. Dice andate adesso. Gesù non c'è più, fratelli cari, ma dentro di loro c'è qualcuno come Gesù, che è lo Spirito Santo. E quando vedono quello zoppo lì che chiede l'elemosina, Pietro gli dirà: io oro e argento non ne ho, ma quello che ho. Ma che cosa aveva? Che cosa aveva ricevuto? Ma che cosa ha ricevuto Pietro che tu non hai ricevuto o che io non abbia ricevuto? Pensate che solo Pietro abbia ricevuto quello? Lo Spirito Santo che ha ricevuto Pietro e gli altri lo abbiamo ricevuto anche noi, fratelli cari, anche tutti noi. Se noi siamo qui in questa sera perché lo Spirito Santo in noi ci ha portato in questo luogo, desideroso, lo Spirito Santo, desideroso di lodare, innalzare il nome del Papà, come è scritto in questa parola. Allora, che cosa tu non hai ricevuto? Perché vivi la tua vita così? Una volta sì, una volta no, una volta un piede dentro, una volta un piede fuori. E allora noi vediamo il Pietro, fratelli cari, e il Giovanni che sta lì e dice: io oro e argento non ne ho, ma quello che ho, io te lo do nel nome di Gesù. Gli stende la mano e gli dice: alzati e cammina, alzati. Aveva qualcosa dentro che gli ha potuto dare a quello zoppo. E noi abbiamo visto che non è più per delega che aveva ricevuto da Gesù, ma era qualcosa adesso di permanente. Lo Spirito dell'Eterno, fratelli cari, è permanente nelle nostre vite, nella mia e nella tua vita. È permanente, fratelli cari. Ma soprattutto c'è anche un altro aspetto che dobbiamo considerare. Non pensare che tu possa lottare il nemico, che anche lì è spirituale, perché dirà l'Apostolo Paolo: il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà che sono nei luoghi celesti, quindi qualcosa di spirituale che tu non vedi. E come fai a vincerlo? Come fai a lottare contro qualcosa o qualcuno che tu non vedi, se non attraverso lo Spirito dell'Eterno? Io a volte ho ascoltato delle testimonianze paradossali, a volte anche non voglio criticare nessuno, ma ascoltavo delle testimonianze di uomini di Dio che andavano a pregare in delle case perché c'erano dei problemi, ma mi venivano riempiti di botte, fratelli cari. Io dico: ma è possibile? Ma come? Io non so quei miei fratelli come sono andati a pregare in quelle case se tu esci pieno di botte, di mazzate dal nemico. Ma com'è possibile, dicevo io? Ma questo accade, fratelli cari, perché qualcuno pensa che tu vai a lottare contro il nemico perché tu sei bravo, sei bello, sei buono. No, fratelli cari, tu vai a lottare contro il nemico e lo vinci. Se in te c'è l'unzione, c'è la potenza dello Spirito dell'Eterno. Se in te dimora, abita, rimane permanente nella tua vita. Allora tu vai e nel nome di Gesù puoi scacciare ogni principato, debellare ogni male, distruggere ogni demone, spezzare ogni legame. Adesso questo sì. E allora noi vediamo, fratelli cari, che anche il Pietro, noi vediamo, fratelli cari, come ha fatto il Pietro, che sapete tutte le difficoltà che lui ha vissuto nella sua vita, come ha fatto ad un certo punto, quando Anania e Saffira si sono presentati davanti a lui e gli hanno detto una bugia. Vi ricordate quel passaggio della parola di Dio? Pietro sta lì, ai primi tempi, sapete, si vendevano i campi, si vedevano le ricchezze, le case, si portavano ai piedi dei discepoli, degli apostoli, e loro le distribuivano secondo le necessità, le urgenze del popolo. E ci sono stato questo marito e moglie che pensavano di ingannare lo Spirito Santo.
Noi non possiamo ingannare lo Spirito Santo, fratelli cari, non ci riusciamo. Anania e Saffira si misero d'accordo, vendettero un campo per una cifra e andarono ai piedi degli discepoli, in quel caso di Pietro. Cominciò ad entrare il marito e gli dice una bugia. E Pietro, ma cosa aveva Pietro, fratelli cari? Gli dice, ma chi ti ha messo nel cuore di mentire allo Spirito Santo? Espirò. Dopo un po' di tempo venne la moglie e fece la stessa fine. Ma che cosa aveva quel Pietro? Che riusciva a vedere nel cuore di quelle persone la menzogna, la bugia, l'inganno. Fratelli cari, Pietro non è andato a scuola per dire si era poi laureato. Io non dico, perché bisogna anche studiare la parola di Dio. Ma non dico questo. Dico che Pietro aveva ricevuto qualcosa nella sua vita, fratelli cari. Qualcosa di particolare, di meraviglioso. Che era lo Spirito che parlava a lui, che gli faceva vedere chi aveva di fronte. Noi tante volte non riusciamo a scorgere il nemico, fratelli cari, perché pensiamo di vedere il nemico come lo vediamo così esteriormente. E pensiamo, ci facciamo tutta un'immagine nostra, pensando che quella persona è fatta in un certo modo, viene a noi con delle lusinghe. Tu riesci a scorgere il nemico che ti è di fronte solo perché se in te c'è lo Spirito. Perché lo Spirito Santo contro lo spirito del nemico sono due cose contrapposte, fratelli cari, non legano, ma si combattono. Ma tu il nemico non lo combatti da te stesso, lo combatti se in te c'è questa pienezza, questa unzione. Allora tu mi chiederai in questa sera, ma come si fa? Anche perché se io alimento e sfamo il mio corpo attraverso l'acqua, attraverso il cibo, ma il mio corpo è qualcosa di materiale, fratelli cari. Io devo sfamare in qualche modo, devo nutrire lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo va nutrito, fratelli cari. Va alimentato, fratelli cari. E lo Spirito Santo va alimentato, nutrito, attraverso la lettura della parola, attraverso la preghiera, non attraverso altre cose. Non attraverso se io mi metto ore e ore sul telefonino a girare e a rigirare o davanti alla televisione o ascoltando forse chissà che cosa. No. Lo Spirito Santo in me cresce sempre di più e in te cresce sempre di più se tu lo alimenti, se tu gli dai del cibo, gli dai da mangiare. E il cibo, fratelli cari, che lo Spirito gradisce è la parola di Dio. La parola e lo Spirito vanno a braccetto. È la preghiera. Quando tu ti umili sotto la potente mano di Dio e dici Signore abbi pietà di me, aiutami. Spirito Santo intervieni nella mia vita. Ungi il mio capo con olio, fa che la mia coppa trabocchi. Allora sì, fratelli cari, allora io devo capire in questo tempo che forse mi sono dimenticato o mi sono dimenticata che il Signore mi ha dato qualcosa di potente, di particolare, di meraviglioso, di straordinario, che a volte è difficile, fratelli cari, ma lo dice il Signore, il mondo non lo conosce. A volte mi trovo a parlare delle cose del Signore perché uno pensa che fare la volontà di Dio, servire il Signore ci costa sacrifici. Vai di nuovo a Mondragone e poi vai di nuovo là e poi vai di nuovo qua. Per loro non riescono a capire, pensa che sia un fatto nostro, fisico, la mia volontà che riesce a fare, la mia volontà non riesce a fare nulla. Ma io ho bisogno, fratelli cari, di essere nella casa di Dio in mezzo ai miei fratelli, di ascoltare, perché è lo Spirito, fratelli cari, che mi richiede questo. C'è un'urgenza, una necessità e io devo alimentare non solo il mio corpo, devo alimentare lo Spirito che Dio mi ha dato. E lo Spirito Santo va alimentato così. E parlare dello Spirito Santo, come io dicevo prima, a qualcuno del mondo diventa difficile, ma è così. Perché anche a me, se prima nella mia religiosità qualcuno mi avesse parlato dello Spirito Santo, io forse avrei detto ma che stai dicendo? Ma poi grazie a Dio che lo Spirito Santo, fratelli cari, ha fatto un'opera nella nostra vita. Ci ha fatto fare un percorso, ci ha compunti, ci ha portati nella casa del Padre e sicuramente ha fatto tante cose.
Ma lo Spirito Santo vuole, fratelli cari, in questo tempo di dimorare nella tua vita. Vuole essere dentro di te per prendere la tua vita nelle sue mani e guidarti. C'è un canto meraviglioso intorno allo Spirito che mi ricorda sempre qualcosa quando dice: Spirito Santo fai tu, prendi tu il comando, se mi guidi tu non avrò paura. È un canto meraviglioso che mi mette i brividi, perché è così. Spirito Santo fai tu, non noi. Perché se mi guidi tu, tutto riuscirà per la gloria di Dio. Se faccio io, fratelli cari, faccio solo guai. Allora in questa sera, fratelli cari, noi dobbiamo capire che noi abbiamo ricevuto qualcosa di prezioso nella nostra vita. Noi abbiamo ricevuto Dio stesso in noi, perché in questo testo abbiamo letto, noi verremo, non più Gesù, non più una sola persona, verremo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo dentro di noi, nel nostro cuore. Dice, ma com'è possibile? È possibile, perché ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Allora in questa sera non scoraggiarti, anche tu che mi ascolti da casa, una breve preghiera. Dice, come si fa? Bisogna fare un esercizio. Bisogna solo umiliarsi sotto la mano di Dio. Dice, Signore, ho bisogno di te. Vieni a dimorare nel mio cuore. Spirito Santo, prendi la guida della mia vita. Spirito Santo, compungi il mio cuore quando io percorro un sentiero che è contrario al tuo. Signore, Spirito Santo, riprendimi, correggimi. Io amo la tua correzione. Fratelli cari, poche e semplici parole possono cambiare la mia e la tua vita, ma soprattutto noi dobbiamo capire in questo tempo, fratelli cari, che noi non siamo soli, non lo siamo, fratelli cari. Mentre ero e stavamo adorando il Signore metteva un passaggio nel mio cuore, preso dall'Antico Testamento, perché uno pensa che lo Spirito Santo, certo, il Signore ne ha parlato tanto nell'Antico Testamento attraverso i suoi profeti, Gioele o altri. Ma c'è un passaggio della parola di Dio che quando qualcuno lo legge dice ma che cos'è? Ezechiele 37, leggeremo i primi 6 versetti, dice così, è un passaggio che tutti conosciamo, che a volte lo diamo per scontato, come se fosse un'esperienza lì che il Signore ha chiamato questo suo servo a fare qualcosa. Ma vedete che cosa dice questo testo? Ezechiele 37 dal primo versetto dice: la mano dell'Eterno fu sopra di me, mi portò fuori nello spirito dell'Eterno e mi depose in mezzo ad una valle che era piena di ossa. Quindi mi fece passare vicino ad esse, tutto intorno, ed ecco, erano in grandissima quantità sulla superficie della valle, ed ecco, erano molto secche. Ora egli mi disse: figlio d'uomo, possono queste ossa rivivere? Io risposi: oh Signore, oh Eterno, tu lo sai. Egli mi disse ancora: profetizza a queste ossa e di loro: ossa secche, ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore l'Eterno a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Il Signore ha fatto entrare in noi lo spirito e noi abbiamo preso vita, fratelli cari. Noi eravamo morti, come dice la parola, nei falli e nei peccati. Eravamo come queste ossa secche descritte in Ezechiele 37. Eravamo così. Noi pensavamo che eravamo viventi, tutti pimpanti. Eravamo morti, fratelli cari. Ma dice la parola di Dio: ecco, in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei tendini, farò crescere su di voi della carne e vi coprirò di pelle, poi metterò in voi lo spirito. Dopo aver fatto crescere la pelle, la carne, i tendini, tutto quello che volete. Ma poi, dice la parola, poi metterò in voi lo spirito e vivrete. Solo lì, solo in quel momento, fratelli cari, noi prendiamo vita. Perché altrimenti noi resteremo carne, tendini, ossa e pelle, tutto quello che volete voi, ma siamo morti. Ma il Signore anche qui ci fa capire, profeticamente parlando, che attraverso lo Spirito qualcuno e ognuno di noi prende vita. E quello Spirito che adesso dice il Signore a questo profeta di profetizzare su quelle ossa secche,
Lo stesso Spirito, fratelli cari, che ha dato vita a quella valle di ossa secche, gli ha dato vita, è lo stesso Spirito che non solo ha profetizzato, ma quello stesso Spirito, fratelli cari, ha fatto un'opera nella nostra vita, ma è entrato nella nostra vita, è entrato dentro e vuole dimorare con te. In questa sera, se la tua dimora, e quindi parlo del tuo cuore, c'è poco spazio, o forse c'è tanto spazio che tu hai fatto riempire di altre cose, permetti in questa sera che il Signore possa purificare la tua casa, il tuo cuore e far sì che lo Spirito Santo vi possa dimorare, possa prendere abitazione nel tuo cuore e nel mio cuore. Ma per fare che cosa? Perché Egli vuole farti del bene. Solo se lo Spirito Santo, fratelli cari, ci condurrà, noi possiamo vedere cose meravigliose nella nostra vita. Solo se lo Spirito Santo lo lasciamo libero arbitrio dentro di noi, tutta la libertà possibile e immaginare, a dire: Spirito Santo, come io cantavo prima, fai tu. Allora noi vedremo cose preziose, straordinarie, perché lo Spirito Santo fa le cose straordinarie. E noi, come abbiamo detto in questa parola, possiamo dire vicino a qualcuno: alzati, il Signore ti guarisce, ma non perché noi siamo bravi. O possiamo dire a uno spirito immondo: lascia questa casa nel nome di Gesù, e lui ti ubbidirà. Dice: ma com'è possibile? È possibile. Non perché vede te, perché vede quello che c'è dentro di te. Allora in questa sera non scoraggiarti più a dire: io non ho nulla, non ho ricevuto nulla. Io e te abbiamo ricevuto tanto, perché, come abbiamo letto nella sua parola, il Signore sapeva che la sua Chiesa non poteva andare avanti senza lo Spirito suo, ed Egli ce l'ha donato, ci ha equipaggiato. In questa sera prendiamo forza, fratelli cari, da questa parola meravigliosa. Si rinfranchi il tuo cuore, le tue ginocchia vacillanti. Comprendi che in te c'è qualcosa di potente e che il nemico non può rubare, non può togliere. In te c'è qualcosa di straordinario, di meraviglioso, che è lo Spirito Santo, fratelli cari. Vogliamo alzarci in piedi noi in questa sera? Se loderemo ancora il Signore, se adoreremo ancora il Signore, se ringrazieremo ancora il Signore, è per il suo Spirito, è per lo Spirito Santo. Perché è scritto in un altro testo: noi non possiamo dire gloria a Dio se non attraverso lo Spirito. Ma lo Spirito non è solo relegato lì a dire dunamis, è dinamite che vuole stravolgere, come ha stravolto la nostra vita, ma vuole continuare a stravolgere la nostra vita. Non ti adeguare, non pensare di essere solo a sola a lottare contro le difficoltà nella tua casa, nella tua famiglia, sul posto di lavoro. Dio ha messo qualcosa di potente nella tua vita, ed è scritto in un altro testo: quando tu aprirai la bocca non sarai tu a parlare, ma è lo Spirito dentro di te, e tu ti accorgi a dire: ma io ho detto quelle parole a quella persona, ma da dove sono uscite? È lo Spirito dentro di te che compungerà ancora il cuore di chi ti ascolterà. Allora ricevilo in questa sera. Se l'hai ricevuto già, fa che questa esperienza la possiamo rifare di nuovo, fratelli cari. Non accontentarti di un'esperienza vissuta tanto tempo fa. Io voglio adesso, Signore, una visitazione da parte tua. Voglio un traboccamento del tuo Spirito, perché riconosco che senza di te non posso fare nulla, Padre. E voglio ricevere insieme ai miei fratelli, papà. Voglio ricevere una fresca unzione in questa sera. Vogliamo ricevere, Signore, fino a traboccare, papà. Vogliamo essere riempiti, Signore, come tu riempisti quelle pile che erano in quel matrimonio, dove i servi attinsero sempre. E vogliamo essere quei vasi ripieni, Signore. Ti prego in questa sera, soffia su di noi, papà.
Soffia su questo piccolo gregge, papà. Fortificalo, Signore. Dagli forza, potenza, papà. E dagli vittoria contro il nemico che si scaglia contro di noi, papà. Perché tu ci hai dato potenza, perché lo Spirito dell'Eterno è dentro di noi. E ne vogliamo adorarti in questa sera, papà. Vogliamo stare accostati a te, papà. Vogliamo stringerci a te, papà. Perché lo spirito nostro, Signore, è il tuo spirito, Signore. Grazie, papà, per questa parola meravigliosa. Grazie per questo dono, papà, che tu ci hai fatti, Signore. E vogliamo darti tutta la gloria, Signore. Vogliamo lodarti, ringraziarti tutti insieme, papà. Alleluia, Signore, a te la gloria, papà. A te la gloria, papà. Che in questi vasi di terra, Signore, tu hai messo la tua stessa vita, Signore. Grazie, papà. Grazie, Gesù. A te tutta la gloria, Signore, tutta la gloria. Guidami, Spirito Santo, inondami, Prendi il mio cuore, guidami, Spirito Santo, oh Signore, di te ho bisogno, senza te non voglio stare, senza te non vivo più, nel mio cuore ho bisogno di te. Vieni e prendimi per me, guidami, Spirito Santo, inondami, prendi il mio cuore, guidami, Spirito Santo, oh Signore, Dio, di te ho bisogno, di te ho bisogno, senza te non voglio stare, senza te non vivo più, nel mio cuore ho bisogno di te. Vieni e prendimi per me, senza te non voglio stare, senza te non vivo più, nel mio cuore ho bisogno di te. Vieni e prendimi per me, guidami, Spirito Santo, inondami, prendi il mio cuore, prendi il mio cuore, guidami, Spirito Santo, oh Signore, di te ho bisogno, dillo. di te ho bisogno, senza te non voglio stare, senza te non vivo più, nel mio cuore ho bisogno di te. Vieni e
senza te non vivo più. Nel mio cuore ho bisogno di te. Vieni e prendimi per mano. Vieni e prendimi per mano. Vieni e prendimi per mano. Alleluia, Signore. Sì, Padre. Sì, Spirito Santo. Noi non vogliamo stare da soli. Non vogliamo vivere, Signore, in questa dimensione. Noi vogliamo e desideriamo, Spirito Santo, che tu dimori, Signore, nel nostro cuore. E se in questo tempo forse questo nostro cuore, Signore, l'abbiamo riempito di tante cose, Signore, ti prego in questa sera, Signore, fai spazio nel nostro cuore affinché lo Spirito tuo, Signore, possa dimorarvi e rimanervi per sempre. Perché noi vogliamo e desideriamo con tutto il cuore che tu ci guidi, Signore, ci guidi nella volontà del Padre, ci guidi, Signore, lungo acque riposanti, sentieri di giustizia, Signore. Noi vogliamo invocarti ancora, Signore, in questa sera. Riconosciamo, Signore, che senza di te non possiamo fare nulla, papà. Ci riconosciamo, Signore, fallaci, mancanti, deboli, Signore. Ma se tu ci guidi, Signore, se tu ci prendi per mano, come abbiamo cantato, Signore, noi siamo forti. Noi lo siamo, Signore, perché tu non ci hai rimasti orfani, papà. Tu non ci hai rimasti orfani. E noi ti diamo grazie, Padre. Grazie. Alleluia, Signore. Te la gloria, Gesù. Te la gloria, Padre. Tutto il mio cuore, la mia casa si illuminò di te. Hai parlato al mio cuore, la tua voce mi indirizzò a camminare con te nel tuo amore. Nella tempesta io sarò al sicuro, sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. La tua grazia, Signore, La tua grazia mi visitò, sanando tutto il mio cuore. La mia casa si illuminò di te. Hai parlato al mio cuore, la tua voce mi indirizzò a camminare con te nel tuo amore. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte. Ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Tu hai cura di me, tu vegli su me, tu vivi in me.
cura di me, hai cura di me, hai cura di me, hai cura di me, hai cura di dillo, me, hai cura di 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 me, dillo, hai cura di me, 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 hai cura di nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Nella tempesta io sarò al sicuro, tu mi sosterrai col tuo braccio forte, ti seguirò perché sei il mio pastore, vegli su me. Dillo, tu hai cura di me, vedi su tu me. vegli su Dillo con me, forza. tu vivi in me, Tu Signore, tu certezza mia, sei la pace mia, hai cura di me, cura di me, hai cura di me, hai cura hai cura di me, hai cura di me. hai cura di me. Tu Grazie papà per come ti prendi cura di noi. Ed è scritto ancora nel profeta Gioele: il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. In quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato, poiché sul monte Sione in Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno, e fra i superstiti che l'Eterno chiamerà. Lo spirito promesso in questo passaggio della parola sui servi e sulle serve siamo noi, e noi ringraziamo il Signore per questo, per come Egli ci ha dato il suo spirito, e noi proprio attraverso lo spirito chiediamo che ci guidi in preghiera per pregare per questi casi di bisogno che ci giungono da casa. E tutti insieme noi vogliamo pregare per Gennaro e Tina per guarigione e benedizione. Raffaele chiede preghiera che il Signore lo accompagni in ogni ambito della sua vita. Ludovica e Laubon per protezione in Ucraina, ma che il Signore protegga tutti questi luoghi dove c'è guerra. Signore, guarda e preservi i tuoi figli. Giuseppe Verderame per guarigione alla schiena, Raffaele guarigione alla schiena anche lei. Marco per tristezza, Signore, metti gioia nel suo cuore attraverso l'ascolto della tua parola. Marco, Giusi, Mariarca e famiglia per protezione. Si chiede anche protezione per i matrimoni e per le famiglie. Signore, guarda e unisci ancora di più i matrimoni, Signore, perché tu li hai voluti. Gianluca chiede protezione, Alessandro e famiglia per guarigione e protezione. Aleandro Perez e famiglia per protezione, Antonina Piranio e famiglia per benedizioni da parte di Dio. Signore Dio nostro, noi abbiamo pregato anche per tutti coloro che ci hanno seguiti da casa, Signore, hanno chiesto un tuo intervento, e noi ti chiediamo, Padre, di stendere la tua mano, Signore, e di
spezzare ogni legame, Signore, consolare ogni cuore e guarire ogni infermità nel nome di Gesù. E noi vogliamo ringraziarti ancora al termine di questo giorno, di questa serata meravigliosa, dove ancora una volta, Signore, tu ci hai ricordati, papà, che noi non siamo orfani, non siamo soli, ma che tu ci hai donato il tuo Spirito che dimora nelle nostre vite. E noi ti diciamo grazie, papà, grazie per tutto quello che fai ancora per noi, per questa sera, per la notte. Ci affidiamo a te, confidiamo in te in ogni cosa. Vogliamo dirti grazie, 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 papà, dal profondo del cuore, e lo facciamo in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti, non ci dimentichiamo.